Un giro in bici da Follina a Serravalle, attraversando l'antica valle glaciale del fiume Piave e i comuni di Cison di Valmarino, Tarzo e Revine Lago. A pedalare sulle e-bike amministratori e rappresentanti dell'associazionismo, la promozione di un territorio che conta su almeno un paio di borghi premiati come i più belli d'Italia, con lo scopo di creare con il tempo una vera economia turistica. Abbiamo un'offerta completa di enogastronomia, di possibilità di fare sport, di natura, di cultura e vogliamo con questo aumentare la presenza media di turisti e visitatori su un territorio che è interamente riconoscimento UNESCO. 17 comuni fanno parte delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e 5 comuni fanno parte della MAB Grappa Riserva Biosfera. Il primo impatto che l'ospite, il turista ha è proprio con il cittadino, con le varie funzioni, i pubblici esercizi, il farmacista, il bar, il tabaccaio, l'agente di polizia municipale, cioè tutti coloro che al primo impatto sono in grado di far capire di essere entrati in un territorio ospitale. Questo riteniamo sia una funzione straordinaria e crediamo che nella prossima programmazione 2021-2027 il Galles avrà ancora di più modo di valorizzare queste proprie finalità, questi propri obiettivi con le attività che porrà in essere. E la presentazione della nostra guida che abbiamo realizzato in 4 lingue, nonché alcuni documentari emozionali del nostro territorio. Fra questi appunto un filmato con una protagonista di eccezione. La trama, partendo dalla visita di Hemingway nei nostri territori, racconta il percorso in bicicletta di un nonno e della nipote lungo gli itinerari e i paesaggi del territorio dei Cinque Galles. Fra gli interpreti Maria Grazia Cucinotta. In questo senso va quest'opera e i 1000 altri tasselli che servirà a predisporre per fruire al massimo di questa opportunità che ci è stata concessa, facendo lavorare assieme anche i vari uffici IAT del territorio.